Benvenuti nel nostro face to face speciale, molto speciale. Vado subito a presentarvi il nostro ospite che introduciamo chiaramente con una bella scheda informativa. Giovane, innovativo, diretto, schietto. Vive tra un palcoscenico e le nuvole. Sogna la libertà di tutti e la libertà di se stesso. Fuori dai canoni, lui è così, prendere o lasciare. Nel nostro face to face il cabarettista catanese Doc Andrea Russo. Mi piace il Mi piace il pacchio, mi piace il pacchio. Mi piace il pacchio, 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 mi piace il pacchio. Ben trovato Andrea, sono contento di averti in questo face to face molto speciale. Guarda, sono io che ringrazio te, sono molto onorato e lusingato, anche emozionato, posso dirlo? Sei anche emozionato? Giuro, Ah, bene, giuro. bene, bene. Allora, attenzione perché saranno 10 domande per conoscere un po' questa figura di questo nascente talento tutto catanese. Guarda, dovrei essere preparato sulla mia vita, speriamo di sì. Intanto volevo sapere se ti rivedi nella scheda informativa che abbiamo detto proprio ad inizio di Guarda, trasmissione. posso dire, le parole più belle mai dette sul mio conto. Sei troppo buono. Meglio di mia madre. 10 domande, sei pronto? Sì. La prima. Allora Andrea, con ordine perché sennò altrimenti facciamo anche un po' di confusione. Tu da dove nasci e soprattutto come sei arrivato ad essere quello di oggi? Secondo me parte da una cosa proprio da bambino, adolescente, anzi no, bambino, c'era questa voglia di attenzioni e io avevo capito Cioè avevi 8 anni almeno. Sì, no, ma forse anche più, cioè parliamo degli anni di Fiorella al karaoke, quindi 90, 91, io mi ricordo che lui faceva già ridere mamma e papà e vedere mamma e papà ridere era una cosa che per me, quindi avevo capito che chi faceva ridere aveva l'attenzione dei grandi. Quindi tutto questo nasce un po' per gioco anche, Sì, no? sì, io volevo solo l'attenzione di mamma e papà all'inizio, era quello. Benissimo, lì hai capito che forse quello doveva essere il tuo percorso. Sì, perché poi questa roba qui te la porti pure fuori da casa, tipo a scuola. A scuola far ridere la maestra poteva salvarti o dall'interrogazione o ti dava quel mezzo punto in più, quindi Era una scusa. Esatto, ho capito che poteva essere un'arma da poter usare a fin di bene, chiaramente. Però nel frattempo l'età avanzava, quindi... Certo. Poi ho cominciato allora, fai le recitine a scuola. Vedi che quando la gente ride, tutta quella cosa la senti, La dici, no? percepisci? Dici, io lo voglio rifare. E poi diciamo che lo switch è poi ai 18, quando sei abbastanza grande da poter intraprendere un percorso tuo, dici vabbè, voglio fare un'università, come te la paghi? Perché c'era questo senso di maturità. Giusto. Dice troviamoci un lavoro estivo, ma non troppo faticoso. L'animazione turistica era perfetta. Ad hoc. Ad hoc, perfetto. È lì che scopri per quanto mi riguarda, la passione per il teatro, perché per quando uno ne possa parlare, ai villaggi comunque ti esibisci davanti a 1000, 1200, 2000. Ogni sera. Ogni sera, quindi cioè, devi comunque avere un minimo di impostazione da spettacolo e quindi quella roba lì vedevo che mi piaceva preparare lo spettacolo, studiare e poi lanciarmi in pasto
al giudizio di perfetti sconosciuti. E poi dopo che cosa è successo? Perché con l'arrivo dei social abbiamo incominciato a conoscere Andrea Russo, i reel sono diventati virali e da lì è nato forse probabilmente anche un mestiere a tutti gli effetti. Sì, effettivamente diciamo che i social sono stati il grande riconoscimento, perché questa roba la facevo già da un po', però è stato appunto dopo aver messo lo spettacolo completo online con i vari reel, TikTok. Alcuni di questi video hanno raggiunto numeri incredibili e lì diciamo che si è allargata la mia bolla, ed è anche per questo se oggi sono qua. Hai cominciato a studiare forse ancora di più? Certo, perché come diceva Caparezza, uno che cito sempre perché tanti mi prendono in giro È per sta vero, roba, sì, la tua lui camigliatura è quella. Lui diceva sempre che il secondo album è più difficile del primo. È Quindi vero. fatto il primo, adesso devi confermare che chi ti ha scoperto ha diciamo investito su di te e ha fatto bene. Però c'è consapevolezza. Spero di sì. Senti Andrea, ma allora a questo punto le tue letture, la tua musica preferita ti danno spunto anche per insomma creare i tuoi personaggi? Guarda, assolutamente, a proposito di lettura, sto leggendo da poco un thriller psicologico che me l'ha consigliato un caro amico psicologo, perché volevo fare un pezzo sullo sdoganare l'idea che andare dallo psicologo è buono, non è perché sei pazzo, cioè è una cosa buona, è prendersi cura di sé, come andare in palestra, però per il cervello, e allo stesso tempo volevo anche, diciamo, scavare all'interno del bambino interiore, e c'è questo proprio libro che parla come uccidere il tuo bambino interiore. E quindi da lì sto prendendo un sacco di spunti. Che bella idea però, eh? È una bella idea, è una bella idea. Senti, ma guardi più la TV oppure sfogli il web maniacalmente? La seconda che hai detto, cioè nel senso, la TV da anni che ho smesso di guardarla, purtroppo, perché non mi offre più un intrattenimento che mi soddisfa, e quindi dal web invece me lo posso andare a cercare. E quindi dal web guardo un sacco di podcast, i documentari, sono un grande fan dei documentari, gli spettacoli degli altri, di quelli più bravi. E fai bene a vedere, perché bisogna fare poi un metro di giudizio. Sì, sì, ma pure vedere, ma i grandi di che cosa parlano? È importante per capire pure, non dico se hai avuto la stessa intuizione, ma se in qualche modo i tuoi pensieri si allineano a quelli del mondo, perché poi io vedo che i comici bravi sono quasi profeti, vedono avanti. Quindi nel mio piccolo ci provo. Adesso a Catania mi riconoscono. Al camion dei panini. Ero lì, per me prosciutto, formaggio, la parmigiana. A un certo punto si avvicina un Caruso e fa: che ma io a te ti conosco. Io ero emozionatissimo. Però sai, tieni il personaggio. Ah sì, e dove mi hai visto? In televisione, a teatro, sui social. No, ti compri il fumo sotto casa mia. Ah. E quindi rimango umile e mi presento per chi non mi conosce, che immagino ce ne siano tanti. Io mi chiamo Andrea Russo, o magari i più sagaci questa sera avranno pensato che c'è Caparezza. C'è sempre qualche bastardo, sempre, Oppure no, è Telespalla Bob. I miei preferiti sono gli appassionati di calcio anni 90. No, è Ruud Gullit. Classicissimo. Oppure c'è stato un momento, mi hanno scambiato per Giovanni Allevi. Giovanni Allevi, cioè eccellenza della musica italiana, ce l'ho in video in tutto il mondo. Ero a Milano a teatro, stavo guardando lo spettacolo così come voi, da dietro a un certo punto sta signora fa: no Allevi, no Allevi, al che mi giro: signora, non sono Allevi, no Allevi, che non ci viro una minchia, queste capite? Capita quando esci con me, ma io voglio entrare subito in confidenza con voi. Non è un trapianto in Turchia riuscito molto bene, no. È la natura che è stata generosa con me, ma perché io come voi sono siciliano, e noi siciliani siamo un melting pot di culture, siamo un mix, e magari nel mio mix c'è una grande parte che viene dall'Africa. Solo che nel mio caso la parte africana è quella di sopra e basta, non... Posso dire che c'è molta cattiveria in questa risata? Ah, c'ho la piccola, ridiamo, Parliamo invece adesso del rapporto che hai con il tuo pubblico. Quando capisci che ce l'hai in pugno? Non mi dire soltanto però quando ride,
Ok, ok. Allora, bellissima domanda e anche difficile a cui non avevo mai risposto. Credo che allora, quando tu sei sul palco, diciamo che la luce che c'è non ti permette di vederli bene in faccia, però ci sono alcune costruzioni di battute che sono più lente rispetto ad altre e che richiedono anche un po' più di attenzione. Quando senti che sul punto, io a volte cerco di creare di proposito una rottura con la realtà, cioè dire delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Se in quel punto sento una sospensione del fiato, dico ok, ci sono, è lì che devo poi schiacciare la Sull'acceleratore. battuta. Sì, esatto. È da lì forse che parte anche il tuo essere, cioè nel senso capisci bene che a quel punto la tua forza diventa la forza dello spettacolo. Sì, io mi riconosco in quello che faccio, che ci sono i più esperti dicono non ti puoi riconoscere in quello che fai, se no la tua felicità non è mai vera. No, non è il mio caso. Io mi riconosco in quello che faccio e in quella sospensione c'è anche il mio voler spiazzare. Che uno potrebbe pensare è una sospensione lunghissima, invece sono proprio no. un paio di secondi, anche meno. Anche meno, Perché il silenzio poi, insomma, è una cosa negativa, no? È negativa che però se la sai usare diventa una cosa fighissima. Cioè è come quasi comporre musica. I jazzisti lo sanno, no? Cioè tu cerchi quella cosa lì, però poi a un certo punto trovi quel plot twist, quello switch che cambia, la melodia acceleri, rallenti. Mi piace la tua risposta, mi piace. Senti, ti sei specializzato in una comicità un po' demenziale, macabarettistica. Era da sempre questo il tuo obiettivo oppure il tuo percorso che dovevi percorrere proprio perché eri portato per quel tipo di intrattenimento? Non so di preciso quale sia la mia io so che cioè, quello che faccio è fondamentalmente quello che mi si addice di più come persona, quindi io sul palco porto quello che sono, che a volte, come dici tu, può essere molto demenziale, perché effettivamente a me fanno ridere delle cose demenziali, così come certe volte voglio portare delle cose più ampie, tipo nell'ultimo spettacolo sto preparando una mia critica personalissima a Dante Alighieri, che io me ne guarderei bene dal criticarlo, però dico che secondo me in questo momento Dante è molto lontano da noi e dovrebbe essere lui per una volta a capire noi e non il contrario. Quindi ci fa capire tutto questo che stai preparando uno spettacolo un po' demenziale. Volendolo edulcorare, diciamo che è tipo satira di costume, vogliamo metterla così? Dai, proviamo a dargli questa connotazione. Oh, e se ti dicessi che a Catania puoi fare aperitivo con 10 euro? Allora ti porto 2 arancini, 4 pizzette, un'insalata di polipo, 2 stiglioli, pane e cameusa, usangeli, una creta, 2 brioche, parmigiana che vicino mamma, e poi ti porto un cavallo vivo ricoperto di pistacchio. Pistacchio rigorosamente di Bronte. Siete mai stati a Bronte? Bronte è tanta, come un minchia fa a fare tutto il pistacchio. Però c'è la corsa all'oro verde e c'è stato un momento fino a qualche mese fa dove tutti i social c'era la gara a chi lo promuoveva meglio. Secondo me quello che ha vinto è questa gelateria al porto, c'è un gelataro che esce dal bancone con una brioche col gelato a pistacchio, guarda in camera, fa: e chi l'ha detto che i gay non possono mangiare il gelato a pistacchio? Ma infatti chi cazzo l'ha mai detto? Noi no, noi mai. Perché se c'è una cosa bella dei catanesi è caninni futtemo noi. Che poi che cosa ci può essere di diverso da come mangia il gelato un gay? Al massimo la lecca fa adoro. Che non c'è niente di male perché è la stessa cosa che faccio io ma con la fragola. Però c'è questa cosa qua dell'esagerazione a Catania e va bene, io lo capisco che Catania è così, perché non è colpa sua, cioè il catanese è così per via della città. Ve lo spiego meglio. Io credo che ognuno di noi subisce un imprinting, cioè tu diventi il posto in cui sei nato e sei cresciuto. Vi faccio un esempio.
La Svizzera, quando uno pensa alla Svizzera, dice, "Minchia, la Svizzera, tutto perfetto, tutto funziona". Certo, tu esci di casa, maltempo, ci sono le mucche a muina a travagliare, che cosa devi fare? Tu rompi il cazzo. I giamaicani io li capisco. Vivono, la Giamaica è un'isola grande quanto la Sicilia, però noi siamo a stretto contatto con tutto, loro no, attorno non c'hanno niente, l'unica compagnia sono piante di marijuana alte così, ma che hanno a fare? Tra l'altro la Giamaica sta passando un bruttissimo momento medico-sanitario, è in crisi totale, ma ci credo, tu arrivi là, dottore sto tremando, te fuma. Noi catanesi siamo così per via del vulcano. Noi siamo irrequieti per colpa della nostra terra stessa. Vi spiego. Catania è fondata sotto l'Etna. L'Etna è un vulcano attivo. I più dicono non è pericoloso. Spoiler, è un vulcano attivo. E noi lo sappiamo, ogni tanto erutta la colata lavica, il fiumiciattolo, comincia la cenere e poi piovono prima pietre, poi massacani, ti spaccano il cranio, assestamenti della terra, terremoti. Oh, ci fosse stato un catanese antico che ha detto: Carusi, ma questi arancini li vogliamo fare più in là che è pericoloso? No, dobbiamo rimanere qua. Ma perché? È pericoloso, e se l'Etna si incazza, bare come finisci seconda. Andrea, dove sta andando il teatro moderno? Diciamolo pure, non ci sono più i Montesano, i Lionello, i Pippo Franco, tutti questi grandi nomi degli anni 70 e degli anni 80 che avevano veramente proposto una comicità assolutamente surreale, innovativa per l'epoca. Dobbiamo pensare ad un'evoluzione oppure ad un'involuzione del cabaret? Allora, tu hai citato veramente dei mostri, cioè è quasi come dire, lo rivedremo mai Roberto Baggio? E ti devo dire no. Quindi c'è sicuramente un'evoluzione e una cosa che però sto vedendo molto positiva è che probabilmente si confà al declino della TV, il live, quindi lo spettacolo live dal vivo sta prendendo piede, cioè vedo che la gente è molto interessata, vedo che si va molto volentieri a vedere uno spettacolo, anche chi di solito non lo faceva di solito, non era diciamo nelle sue abitudini, lo sta preferendo addirittura anche al cinema. Tanto il costo bene o male è quello, mi vado a vedere uno spettacolo live e la bellezza dello spettacolo live è che anche se io faccio quel pezzo, ma quel pezzo fatto in quella sera è unico, non verrà mai nel bene o nel male in quella maniera. Questa cosa secondo me la gente la sta apprezzando e sta partecipando. Se poi ci saranno dei personaggi mitologici come quelli non lo so, però sto vedendo che anche sia da parte del pubblico sia da parte di chi lo fa c'è questa ricerca verso qualcosa di nuovo. Quindi c'è un'evoluzione, secondo me non sì, un'involuzione. chiaramente quando c'è il cambiamento qualche cosa viene male, quindi Succede. però non dobbiamo rimproverare i nostri figli, cioè nel senso hai sbagliato ma va bene, serve a migliorarti, quindi diamo supporto. Benissimo. Senti, esistono i sogni e questo lo sappiamo, magari per te non saranno nel cassetto ma saranno in una valigia, no? Me la porto dietro. Questa te la porti sempre con te anche nei tuoi spettacoli? C'è una valigia dei sogni che ti accompagna nei tuoi spettacoli? Sempre, cioè è proprio il motore mio, anche perché, ma credo chiunque te lo possa dire, cioè chi l'ha iniziato a fare, chiaro che quando inizi dici mi piacerebbe farci soldi con questa cosa, ma è un pensiero laterale, cioè il pensiero principe è sempre voglio esprimermi, quindi se ti basi su quello è chiaro che puoi essere mosso solo dal sogno di poter abbracciare più gente possibile, di essere ascoltato il più possibile e di magari non essere frainteso, perché la comicità può essere spesso un minimo comune denominatore è l'essere frainteso, quindi diciamo che il mio sogno è quello di poter arrivare a più persone possibili con un messaggio fondamentalmente non dico positivo, ma che possa fare stare bene, tipo una carezza.
Addirittura, carezza, bene, esatto. bene, e non è da tutti, perché spesso e volentieri, insomma, la comicità è anche un po' offensiva e certe volte può dare anche fastidio. Non è nel tuo caso, perché ho avuto modo di vedere i tuoi spettacoli, c'è una forma di eleganza molto garbata che secondo me piace. Grazie, ci provo sempre, però hai detto bene, la comicità è divisiva, perché magari certe volte tu fai una battuta, ma dici delle parole e quindi parli anche di alcuni fenomeni, ma tu non vuoi prendere in giro quel fenomeno, vuoi prendere in giro il contesto. Però può essere travisata e quindi ti offendi perché tu credi di essere il target della battuta, ma non è mai quello. Però certe volte penso, così come quando qualcuno, prima parlavo di social, ogni tanto qualcuno mi offende nei social. E io, ci può anche stare, certo, no? io non rispondo mai offensivo perché dico, in quel momento dovresti essere tu a curare qualcosa di te. Cioè, se ti ha dato fastidio qualcosa nelle mie parole, tu devi pensare cosa è che mi ha dato fastidio, perché ci devi lavorare tu su te stesso, perché io non ho fatto niente fondamentalmente. A Milano il traffico c'è, ma è organizzato. A Catania il traffico non c'è, appare, come la Madonna. Tu stai guidando, improvvisamente ti blocchi. Che succedeva? Che cosa... Non lo sai, non te ne rendi conto. A me è successo 2 anni fa, ero bloccato verso il centro e non capivo che succedeva, non ci si muoveva e quindi tiri la testa fuori e la cosa bella è che in città, nel traffico al sud si crea comunità. Tiro fuori la testa, capo, ma chi fu? Che ne so? Cioè, ci comunicavamo dalle macchine. A un certo punto fa, ma chi fu? È venuto il Presidente della Repubblica e un altro, ma cui ciampi? Sì, vabbè, oh caga. Niente di tutto questo, accendi il radio Telecolor e scopri l'arcano. Attenzione, bloccata la viabilità a Catania. La polizia municipale ha dovuto fermare tutto perché un'auto è finita misteriosamente dentro la fontana monumentale della stazione. Misteriosamente. Cioè, un Opel Corsa ha fatto un tuffo dentro una fontana misteriosamente. I pompieri sono dovuti andare a tirare fuori la macchina e a scassare col flex lo sportello che non sapeva. E mentre aprivano, ma sarà questo pazzo? Sarà un drogato? Ma sarà uno di quelli là? Ah, io non sono di San Giorgio, io sono Fast and Furious. Sarà un pazzo? Cioè, aprono lo sportello e dentro a guidare quella macchina c'era una signora di 55 anni. Una mamma di famiglia, un'Antonella Clerici qualsiasi. La signora incolume ma scioccata. Signora, com'è successo? Signora, com'è successo? Signora, ci dica chi è stato? E la signora, è stato il navigatore! Io me la sono immaginata la scena di sta signora che partiva tipo dagli archi della Marina, radio Telecolor, a 200 all'ora, come un pazzo in autostrada. A un certo punto il navigatore avrà detto, fra 500 metri, svoltare a destra, e la signora, scetto, boom! È stata una cosa incredibile, cioè Sky, TG24, TGcom, la Rai, tutti sono venuti a chiedere perché tutti si chiedevano come minchia è potuto succedere. L'unico che ha visto la scena era un signore, perché c'è sempre uno messo da... e un giornalista a Salto è riuscito a beccarlo. Il signor Gaetano è riuscito a vedere tutto quello che è successo questo pomeriggio, siamo tutti sconcertati. Il signor Gaetano ci può dire cosa ha visto, o meglio, ci può raccontare come ha fatto la macchina a finire dentro la fontana? E Gaetano, sì, ha fatto bodo bobo, grazie Gaetano. Andrea, quando si diventa geni del teatro? Quando scrivi tu i tuoi pezzi di cabaret? Oppure quando riesci a trasformare in successo un monologo scritto da altri? Quando diverrò genio Sono te lo domande venga un a po' dire. impegnative, Quando divento genio I nostri autori si sono te lo sbizzarriti. dico. Allora, guarda, non lo so, mi piacerebbe poterti dire in questo momento, perché è una ricerca continua, è proprio una ricerca continua della tua voce, però sicuramente tu hai disegnato un'immagine bellissima quando vedi che quello che hai scritto
poi, perché tu lo scrivi e dici a me piace, ma come lo fai a sapere se funziona? Lo devi solo provare. Ci vuole un termometro. Esatto, e quel termometro è solo davanti al pubblico. Certo. Quando questa cosa matcha, dentro è, senza fare strane illusioni, meglio della parmigiana di tua madre. Cioè proprio è un godimento incredibile. E ti dà la carica per continuare a seguire quella scia. Sì. E poi una magia che succede, tu fai la battuta, entra, è incredibile come ti dia quella spinta a farne un'altra che non avevi mai pensato, ma che poteva nascere solo in quel momento. E la tiri fuori anche live, certo. a dimostrazione che il cabaret è anche quello. Ci provo, anche perché dico, se va male, nella peggiore delle ipotesi, l'ho provata, non la userò mai più, però mi è servita, cioè ho avuto uno stimolo, una risposta che se non l'avessi provato non avrei mai saputo. E se nel caso ci fosse un autore che ti dà un testo, lo devi studiare e capire bene se è disegnato su di te poi per realizzarlo? Allora, al momento questa cosa non è mai successa, perché io tutto quello che ho detto fino adesso nei miei spettacoli l'ho sempre scritto da solo. Al massimo faccio una cosa che mi aiuta tantissimo, ho uno o due amici che fanno lo stesso lavoro, con cui ho un confronto costante quotidiano. Sono i tuoi termometri anche. Sì, io tutti i giorni li sento, dico ma secondo te questa roba qua, e loro mi aiutano a vedere bene il focus della battuta, piuttosto sintonizzati su questa vibrazione piuttosto che su un'altra, quindi però non credo che se viene un autore e mi dà il pezzo riuscirei a farlo, perché deve essere fatto su misura. Io posso dire Te lo devi disegnare tu. Sì, io per posso dire sentirlo solo le tuo. cose mie, cioè quando io parlo per esempio di Sud Italia, il Sud Italia è grande, io non posso parlare di tutto il Sud Italia, perché che ne so io posso parlare solo del mio Sud Italia. Qual è il teatro dove ti piacerebbe avere il tuo primo grande sold out? Guarda, Abbiamo tutti un teatro nella nostra vita, dei sogni. Ci ho pensato un sacco di volte. Allora, ci sono per esempio Brancaccio a Roma. Io ho fatto l'università a Roma ed è dove ho scoperto la comicità a livello professionale, dove ho studiato nei primi laboratori comici, quindi quello diciamo. Però per campanilismo il Metropolitan a Catania proprio Il tuo sogno. mi è capitato una volta, mi hanno chiamato come ospite a fare 5 minuti ed è stato un sogno, però pensare di poterci fare il mio spettacolo completo con la mia faccia fuori che tu passi da Catania, È un sogno. la parmigiana di prima doppia. Noi lo sappiamo che non si può dire puppo, però quante volte in famiglia Andrea, mia mamma, Andrea, ma sei puppo? E a me semplicemente mi piace Renato Zero, non è che nient'altro. Ma da noi questa cosa qua non c'entra niente con la sessualità. Noi tra amici, giochiamo alla PlayStation stasera. No, devo andare a letto presto, domani lavoro. E chi si puppo? Cioè, senza nessuna attinenza. Però io che sono una persona molto curiosa me lo sono chiesto, ma quando è che il primo catanese della storia ha visto un uomo passeggiare, oh adoro, Melo, ciao, e questo vedendolo, puppo, quando è che è successo? Ma soprattutto perché? Io sono andato a studiare e adesso sono fiero di potervi raccontare questa storia, una roba molto scientifica, roba che Geopop sucamelo, adesso. Perché io sono andato a scoprire che cosa vuol dire, perché lo diciamo, e da quel momento io adesso non mi offendo più. Se tu mi vedi per strada con una magliettina rosa e mi fa "Inghia bello puppo", sì, grazie, anche a te a famiglia, io dico adesso. Perché sono orgoglioso. Innanzitutto il polpo è uno degli animali più intelligenti della Terra. Cioè pensate che lui, se lo chiudi in un labirinto, lui riesce a scappare. Se lo chiudi in un barattolo col coperchio, lui riesce a capire il meccanismo e viene fuori. Lui risolve problemi complicatissimi, non ha bisogno del branco, è indipendente, non si lamenta mai. Il polpo è meglio dei millennials. Ma soprattutto, quando è che noi abbiamo associato il puppo? Quando lui fa questa cosa qui specifica durante il periodo d'accoppiamento.
c'è questo polpo maschio che si vuole accoppiare. Quindi che fa? Guarda una bella femmina e gli si catapulta e la corteggia. Come fa a corteggiarla? Attraverso una danza a 8 tentacoli. Guarda la femmina e comincia. Ehi! Questa cosa la potrei pure finire qua, ma siccome mi piace faccio altri 5 minuti. A quel punto, cioè, la femmina guardandolo dirà: ammazza, ma certo che sì, bello pupappi davvero. Accetterà le avance. E quindi che fa? Lei si posiziona sotto il nostro polpo maschio. Il polpo maschio, vedendola sotto, con i tentacoli creerà una gabbia, una prigione da cui lei non può scappare finché il rapporto non è completo. E a me questa storia d'amore mi fa pensare le vecchie storie d'amore, quelle belle, quelle dei nostri nonni, quando loro dicevano la donna è libera, fino a dove arriva la catena lei è libera di andare. L'amore vero. A quel punto tutto è perfetto per andare avanti nella zona clou del nostro amplesso, ovvero la penetrazione. Ora, il nostro polpo maschio non ha 8 tentacoli, no? Di quegli 8, uno non è un tentacolo. No, no. Vi piace l'insalata di polipo? Ora, la prossima volta che la mangiate e dire com'è l'insalata di polipo? Bella cardusa, sai perché? Quindi si avvia la penetrazione e la femmina, per far capire al maschio che sta gradendo quello che sta succedendo, per diciamo così raggiungere l'apice del piacere, lo mostrerà attraverso un cambiamento di colore, ovvero la femmina prima dell'accoppiamento è bianca e pallida, si mette in una modalità indisposta, poi si riscalda e quindi cambia colore, da chiara diventa sempre più scura, sempre più scura, sempre più scura, più si eccita e più diventa scura. Quando è al massimo del suo colore, quando è al massimo del piacere, squirta in acqua e rilascia tutti i feromoni nel mare che serviranno da richiamo ad altri polipi. Ci saranno altri maschi che fanno che ciauro di pacchio, ma e quindi li vedi lanciarsi a tentacolo dritto e c'è questo polipo che vede questi altri arrivare e dirà: Madonna, gli devo far cambiare idea. E che cosa fa il nostro genio? Li inganna. Lui in quel momento cambia colore e si traveste da donna indisposta, in modo che arrivano gli altri, no, chi stanno a denuncia, e se ne vanno. Cioè, capito? Quando tu a Catania dici a uno puppo, tu gli stai dicendo: minchia, ma tu sei un artista incredibile. Renato Zero muto deve stare, tu sei bravo, bravo! Andrea, cosa serve oggi per emergere? Ti do 4 risposte. Ok. Opportunità, fortuna, talento e raccomandazione. Allora, per ognuna Mi devi dare una risposta. ti potrei dire no per ogni... Allora, andiamo per... La prima era... La prima, opportunità. Opportunità. Allora, l'opportunità intesa come una roba che viene da fuori, no. Perché sennò resti lì alla fermata ad aspettare. Cioè, l'opportunità... Te la devi andare a cercare. Te la devi andare a cercare. Bene, sono d'accordo. E io, soprattutto in questo momento storico, per carità, si criticano i social perché stanno creando questa sorta di zombie personificata dell'uomo che sta lì, però è anche vero che sono una vetrina. E se tu hai qualcosa da dire, ma devi avere qualcosa da dire, Arrivi. troverai qualcuno che ha voglia di ascoltarlo. E quindi insomma, opportunità- attivi curiosità. Esatto, opportunità se sei tu a costruirtela. Bene.
La seconda, fortuna. Fortuna. La fortuna, dirò una cosa che sembra banalissima, ma da quando l'ho fatta mia, cioè la fortuna è in realtà il talento che incontra l'occasione e matchano. Cioè non c'è un momento in cui tu dici ho fortuna, tu la fortuna la insegui e quella roba lì a un certo punto vedi che ti apre la finestra e tu devi solo fare questo saltino dentro. Ti è capitata questa cosa nella vita? Per esempio, senza fare il lecchino, questa è già una fortuna. Ma cominciamo a buttare via qua, per esempio. Vabbè, però è una bella soddisfazione. Sì, molto. Quando io ho detto a mamma, sto andando a Palermo a registrare per la TV, ma lei era felicissima. Quindi questa è già una fortuna. È vero, è vero. E poi il terzo è il talento, attenzione, perché credo che sia una componente fondamentale. Talento, componente fondamentale, ma dico questa cosa impopolare, puoi anche farne a meno. Cioè, allora, spiegaci. Facciamo il calcio, che è una cosa che conosco bene. Ok. Se tu sei Baggio e hai questo talento cristallino, è chiaro che arriverai. Ma io, da appassionato di documentari, come dicevo prima, ho visto per esempio il documentario di Dejan Stankovic. Sì. Giocatore, che gli vuoi dire? Sì. Lui diceva, quando io ero piccolo, sai quando i giocatori erano molto più bravi di me, ma io rispetto a loro c'avevo la capa dura. Quindi, secondo me, l'ossessione... Il talento di non mollare. Allora, il talento funziona, ma l'ossessione può battere il talento, che secondo me è uno dei miei casi. Io non credo di avere un talento più cristallino d'altri. Però hai perseverato. Sì, anche quando non ci credeva nessuno, io ci ho creduto. Ci mettiamo anche il quarto quesito, ovvero la raccomandazione? La raccomandazione, pure lì, allora, potrebbe servire, però credo che nel mio campo può servire fino a una certa, perché se non fai ridere non fai ridere. Cioè, bravo. Quindi io ti posso pure mettere nel palco importante e poi te la giochi. Quindi potrebbe servire, ma fino a un certo punto. Fino a un certo punto, poi deve giustamente emergere anche poi la sul qualità. Sul campo ci vai tu. Sul campo ci vai tu, è vero. Proprio per collegarsi al discorso calcistico. La comicità surreale americana è sottile e forse non molto adatta al pubblico italiano. La comicità invece snobbante inglese è lenta e non tutti la capiscono. Quindi questo cosa ci fa pensare? Che la comicità italiana probabilmente è la più intraprendente e ficcante? Che bella domanda fatta proprio. Allora, la comicità italiana ha avuto come tutto un'evoluzione. Noi abbiamo avuto degli anni dove si rideva molto di pancia. Sì. Gli stereotipi erano il pane quotidiano di ogni comico e poi c'era questo politico che ha fatto guadagnare soldi a chiunque. A chiunque. Poi però noi stiamo vivendo adesso, secondo me, quello che ha vissuto l'America dopo il 60-70, cioè nel senso, dopo un periodo di grande felicità, di grande fioritura, la gente un po' si è stancata di vedere questa realtà patinata e hanno cominciato a essere più taglienti perché era una felicità finta. E quindi pure noi adesso ci stiamo stancando un po' di ridere degli stereotipi finti di posso dire mesogina in dialetto. Sì. Siamo un po' stancati di sta roba e quindi vedo soprattutto nelle nuove generazioni che hanno più bisogno di essere incanalati in una realtà tipo loro. Cioè, io in questo momento ho problemi relazionali perché a 16 anni mi hanno chiuso per 2 anni in casa e io adesso faccio fatica, ho solo questo cellulare, ho bisogno di qualcuno che me ne parli. Se non lo fa qualcuno non mi voglio sostituire ai professionisti, però se non lo fa qualcuno di importante del settore, un comico attraverso la sua lente comica mi dice che questo disagio l'ha avuto pure lui, quindi non mi aiuta ma mi fa sentire meno solo. Ho capito. Quindi secondo me tanti comici stanno andando verso questa direzione. Hai parlato della comicità americana, mentre invece non hai completamente accennato alla lenta comicità inglese, che ha un suo perché però. Allora, a me mi affascina molto la scrittura loro, perché loro... Mr. Bean era un esempio. Esatto, hai detto loro, e Mr. Bean è proprio l'apice di questo, vanno per sottrazione, cioè loro meno dicono, meno fanno e più fanno ridere.
Perché loro sono abituati così, cioè costruiscono poi nella loro testa la battuta, lo spiazzamento comico. Noi invece abbiamo bisogno di una metrica, di una musicalità, ecco. È vero, però è anche vero che quel tipo di comicità oggi inserita nel mondo social, quindi con Che è dei tutto reel veloce. brevi, diventa stranamente veloce e appetibile. Certo, perché tu diciamo che in 7-8 secondi hai il pitch e la chiusa e quindi è perfetto per quel linguaggio lì. Però se va molto bene nei social, nel live, tu ti immagini a questo che ti fa tutte battute una dietro l'altra senza mai raccontarti una storia o immergerti in qualcosa? Beh, in questo caso non sarà certamente ideale stare in un teatro italiano, probabilmente. No, infatti secondo me la nostra comicità è molto simile anche alla nostra canzone. C'avevo degli amici che lavoravano per le crociere, Sì? da cantanti, e dicevano che i cantanti italiani sono i più ricercati al mondo perché tutti possono cantare le canzoni inglese, ma solo gli italiani possono cantare le canzoni italiane, e noi abbiamo canzoni incredibili, È scritte vero. in un periodo e fatte in un modo assurdo, Ancora attuali. ancora attualissimo, quindi quella metrica, quella musicalità noi ce l'abbiamo ancora forte. Dovete sapere, l'ho scoperto sulla mia pelle, che il sesso dopo i 40 è come il vino. Tu dici migliora? No, ti addormenti, proprio stai... neanche te ne accorgi. Ma soprattutto una cosa che non valutiamo mai, perché da giovani questa cosa non ce l'hanno detta, è che farlo è uno sforzo fisico intenso. Cioè è un'attività fisica prepotente. Tu devi essere fisicamente preparato. Perché se no è come andare in palestra dopo anni. Se tu vai in palestra dopo anni sai quello che devi fare, ma se non sei preparato ti vengono i crampi. Stessa cosa quando lo fai. Se non sei preparato ti vengono i crampi. Vi è mai successo? Sì, ma non te lo dico, non esiste proprio. Vabbè, ve lo racconto io. A me è successo. È stato un momento terribile che non ti aspetti, perché all'improvviso non sai come succede. All'improvviso vedi che la gamba si blocca e sta tesa tesa. Tu c'hai questo che è teso teso, lei spaventata, sta tesa tesa, tutti tesi e nessuno futti. Ma com'è possibile? Quindi c'è questa paura, dici che cosa dobbiamo fare? Perché appunto bisogna allenarsi, bisogna avere in fisico abbastanza minuti sulle gambe per poter reggere quella cosa. Infatti, se per esempio questa sera una ragazza mi dicesse: sai Andrea, dopo la serata vorrei intrattenermi con te, io gli devo dire no. Tu se vuoi uscire con me, almeno me lo devi dire 3 settimane prima. E io devo andare a correre, devo curare l'alimentazione, devo fare i burpees. Se tu non fai i burpees almeno 10, dove te ne vai a fottere? Ma sta a casa che fai male con bassa? Dove vai? Dove vai? Dove vai? Metti che sei fisicamente preparato, lei ti piace tantissimo, è tutto perfetto. C'è una cosa ancora a cui l'uomo deve stare attentissimo e che spesso sottovaluta, e che ora le donne, guardandomi, sentendolo, diranno: hai ragione. Uomini, è fondamentale il ritmo. Sì, diccelo tu a mio marito. Diglielo tu, spiegaglielo che non lo capisce. Il ritmo è fondamentale, cioè perché se tu troppo piano e che due coglioni, se vai troppo veloce e ti diverti solo tu, no, bisogna stare nella perfetta linea di mezzo. Questo movimento sussultorio combinatorio, metti che tu durante un rapporto riesci a beccare quel ritmo giusto, ok? Quello che la soddisfa. Potrebbe succedere questa cosa, cioè che lei gradisce e quindi te lo vuole fare capire e farà così, continua così. A quel punto tutta a fanculo. Tutto a merda, perché noi non lo capiamo. Cioè tu stai lì, appena fa così, anche ti piace, finito tutto. Finito tutto. Ma dico io, ti ha detto così, continua così, è italiano, non prendere iniziativa.
Così, continua così, non cambiare. Una cosa ti ho detto. Una cosa ti ho detto. Allora, qual è il ritmo giusto? Vabbè, sì, no, dopo futtiamo, dopo ci mettiamo d'accordo. Sto finendo, ma due battute ho finito e poi... Allora, qual è il ritmo giusto per portare a casa una performance da Champions League? Dovete pensare a questo, maschi, un ritmo musicale come quello dei chitarristi, il 4/4. Il ritmo è questo. Ok, per chi non è riuscito a memorizzarlo, pensi questo. Se funziona, lei farà Grazie! Andrea, di che cos'è che non abbiamo parlato oggi in questo face to face? Dimmelo tu, perché io ti ho fatto 3000 domande proprio complete per cercare di scovare dentro di te questa tua anima cabarettistica che è meravigliosa e devo farti i complimenti. Sono lusingato, credo manchi perché Baggio non è stato convocato a Trapattoni nel 2002, però non so se... Di questo potremmo sicuramente parlare, oppure il talento sprecato di Cassano, no? Bellissimo. Per dire, no? Sì, Poc'anzi si parlava di talenti, il talento di Baggio era straordinario, alcuni avevano anche, non dico l'ugual talento, ma non avevano la testa. Ecco perché forse probabilmente la comicità deve essere accompagnata anche da una capacità di lettura del pubblico e delle cose che vanno dette studiate e non sempre improvvisate. Sì, mi sei sembrato, ti ricordi, ti dicevo prima, quel mio amico con cui mi confrontavo, lui me la dice sempre questa cosa, lui è campano, mi dice sempre, Andrea, a capo, ci vuole la capa, e sempre, è fondamentale, sia nel bene che nel male, perché per esempio una serata può andare male, se tu con la capa non ci sei andrà male pure quella dopo, Certo, può succedere, quindi certo. sia nei testi, sia nella performance, sia nel percorso, a capa sempre. Allora Andrea, per chiudere, qual è il tuo messaggio che vuoi lanciare attraverso la tua comicità a tutti i ragazzi che non dico vorrebbero fare questo mestiere, ma che comunque sono attratti dal mondo della comicità? Allora, io dico questa cosa qua, il comico, l'artista in generale deve riuscire a passare al pubblico un messaggio di libertà, cioè la libertà che in quel momento il suo pubblico non ha, lui deve essere capace di trasmetterla e deve essere vibrante, deve essere tanta, deve arrivare. E a chi vuole farlo dico solo questo, se tu lo vuoi fare, ma se lo vuoi fare veramente allora lo fai, però lo devi volere veramente, e volerlo veramente vuol dire pure accettare che all'inizio fai schifo, perché come qualsiasi artigiano all'inizio non sei quello che vuoi essere o sei nei tuoi sogni, ma se hai la perseveranza e la voglia di fare schifo e volerti bene, alla fine ce la fai. Hai risposto in maniera straordinaria, devo farti i complimenti. Senti, per chiudere, so che stai preparando, insomma appunto lo hai già anticipato, questo tuo nuovo progetto che Sì. vedrà probabilmente la luce sicuramente prima dell'estate. Sì, 12 giugno, non ho ancora il titolo e quindi al momento si chiama Titolo in corso. Ah, titolo in corso, ho capito. Lo debutto a breve e poi avrò l'estate per perfezionarlo e da settembre con la nuova stagione teatrale lo porto in giro per l'Italia, faccio il mio primo tour nazionale. Benissimo, piazze in Sicilia, mi auguro tante questa prossima estate. Qualcuno mi ha già contattato, stiamo vedendo poi sono economicissimo, quindi secondo me alla fine le Non chiudiamo. costi molto. No. Un paio di cocktail, dai. Benissimo, allora in bocca al lupo per tutto quello che verrà prossimamente. Andrea, grazie per essere stato il protagonista del nostro face to face. Grazie a te per avermi invitato, sono ancora veramente molto lusingato, grazie. Grazie, in bocca al lupo dunque ad Andrea Russo, a lui auguriamo naturalmente tanto successo e vi aspetto al prossimo face to face.